Gran maestro, mi dica il segreto dell'aceto balsamico. Sono i secoli di storia, la tradizione, la verità sta nel tempo, il tempo che lo fa fermentare, maturare e invecchiare. Un buon solaio, sito nella pianura modenese come qui a Spilamberto, tanto tempo, tanta pazienza e abnegazione. Pazienza che oggi spesso manca, ma sul balsamico è indispensabile. E l'alchimia qual è? Cioè, che cosa ci vuole esattamente? L'alchimia sta nella nostra operosità, nel fare i prelievi e i travasi nei vaselli, nelle Esatto, batterie. con tutti quegli alambicchi, no? Proprio un prelievo col vecchio saz, a fiato, come si faceva una volta, per poter prelevare dal barile più piccolo il prodotto più prezioso. Perché in soffitta? Cioè, non in cantina? Assolutamente no, perché in cantina ci sta il vino. E in qualche modo il vino contrasta col balsamico tradizionale perché non è un prodotto che deriva dall'acidificazione del vino, ma del mosto, che prima di essere vino viene bollito, quindi dopo viene riposto nelle botti, fermenta, matura, invecchia, per cui deve essere distante dalla cantina e per questo è in soffitta. Sì, ma in soffitta c'è freddo, c'è caldo, cioè... È la sua meraviglia perché il balsamico della tradizione vive di questo grande contrasto del clima padano, un intenso freddo umido d'inverno, infatti la soffitta non è assolutamente coinventata, e un grande caldo altrettanto umido in estate, con poche mezze stagioni. Di questi grandi contrasti vive il balsamico. Un clima schifoso Ci dà un prodotto meraviglioso, cioè, una volta tanto. Esatto, se fossimo ai tropici niente, no, niente no. balsamico. Ma neanche in un bel clima montano o al mare, no. Bene, è per questo che viene qui. È una sorta di riscatto del clima padano che ci dà questo prodotto meraviglioso. Mosto cotto, quindi succo d'uva. Succo d'uva, Lambrusco, Trebbiano di Spagna delle nostre zone, Spilamberto, Castelvetro, Castelnuovo. Qui. Esatto, spremitura, il giorno dopo, prima che fermenti, bollitura, e quindi abbiamo questa concentrazione del mosto che inizia la sua fermentazione nelle botti madri più grandi e poi viene travasata anno dopo anno nei barili. Senti, scusami, ma l'origine di questa elaboratissima strategia per avere un prodotto strano, ma di chi è? È un segreto ed è difficile da svelare. Noi sappiamo che fin dall'antichità, già nelle Georgiche di Virgilio, Appicio il cuoco di Nerone, parlavano dell'utilizzo di questo prodotto. Sappiamo che i mosti concentrati servivano come dolcificanti assieme al miele ed erano prodotti veramente prelibati. Ah, quindi nasce così anticamente addirittura per dolcificare in qualche modo. È un prodotto che ha un mercato ristrettissimo, proprio perché da un quintale di uva noi riusciamo ad ottenere dopo 2 anni forse 2 litri di balsamico tradizionale. Ma cosa state facendo? Io ho un balsamico extravecchio di 25 anni. E io ho un balsamico di 12 anni. Qui possiamo vedere la differenza di densità, di colori, quella di sapori e profumi, avremo modo di gustarla dopo. Sembra il sangue di San Gennaro. Arrivare a un balsamico extravecchio è una sorta di miracolo. Quindi c'entra, il miracolo c'entra. Laico, ma una sorta di miracolo. Allora, me lo fate assaggiare o no questa aceto? È meglio, prego Franco. Un aceto che ha come minimo 25 anni. Mamma mia. Guarda, mi trema il cucchiaino. Guarda che densità. Mamma mia. Di un po', una cosa del genere i giapponesi se la sognano. Io sono convinto che il consumatore, il gourmet, l'appassionato, il buon gustaio debba venire qui. Non è il prodotto che deve viaggiare, l'uomo o la donna che devono viaggiare verso il prodotto. Quando si tratta di queste rarità. Che filosofia!